Bandiere, coccarde, fiori, è un trionfo di tricolori a Vittorio Veneto, dove sono ormai febbrili i preparativi per accogliere gli alpini che stanno già cominciando ad arrivare in città. Sono oltre 500 le bandiere esposte e stanno preparando anche tutte le strutture per l'accoglienza delle migliaia, decine di migliaia, i conti li faremo alla fine, di persone che verranno nel fine settimana fra venerdì, sabato e domenica. La città si sta vestendo a festa e tutti sono impegnati nei preparativi a partire dalle attività commerciali, bar, negozi, ristoranti, stand che accoglieranno decine di migliaia di alpini, oltre per la giornata di domenica i tanti cittadini che assisteranno alla sfilata. C'è una coralità di eventi e ognuno nel suo negozio ha creato un angolino dedicato al tema del centenario. E sono poi molte le aziende del territorio, ma anche i privati cittadini, che hanno deciso di dare il proprio contributo all'amministrazione comunale per l'organizzazione dei moltissimi eventi legati al centenario. Una ricorrenza che in tante famiglie del territorio è legata a ricordi personali. Mi viene in mente sempre quando ero bambino che mio nonno mi raccontava il giorno che sono arrivati, l'ultimo giorno di guerra, quando sono arrivati i bersaglieri in bicicletta. Era un uomo duro mio nonno, come me lo ricordavo io, però quando mi diceva queste cose, questo episodio qua, gli venivano giù le lacrime.